Si stanno visionando le telecamere di sicurezza della zona, gli agenti della polizia locale stanno parlando con gli amici, con i titolari dei locali per cercare di ricostruire la serata della 14enne soccorsa vicino alla spiaggia Duna Verde. Era in stato confusionale, le parole che hanno fatto scattare l'allarme mi hanno drogata. La ragazzina aveva trascorso la serata assieme ad alcuni amici, poi, secondo il suo racconto, avrebbe avuto un blackout, non ricorderebbe nulla per un periodo limitato di tempo. La ragazzina residente nell'Interland di Treviso è stata portata dalla madre in ospedale per accertamenti. Due giovani lavoratori stagionali sarebbero stati portati nella sede della polizia locale per essere ascoltati come persone informate dei fatti. Molti gli aspetti ancora da chiarire. Solo gli accertamenti medici e tossicologici sulla 14enne potranno far luce sulla vicenda. Lo sgomento dei commercianti e dei cittadini. Nella pagina Facebook dell'Associazione Proprietari Duna Verde, attraverso un post hanno voluto dimostrare tutta la vicinanza alla giovanissima e alla famiglia. Poi hanno lanciato un appello ai ragazzi. Non abbiate paura, si legge, di segnalare ai vostri genitori persone, comportamenti o atteggiamenti sospetti, in modo che eventualmente possano essere avvisate le forze dell'ordine. Segnalare, concludono, non significa accusare, ma contribuire alla sicurezza di tutti. Di questo episodio è stata informata la Procura della Repubblica di Pordenone, che ha raccolto tutta la documentazione. Siamo preoccupati, spiega il sindaco di Caorle Marco Sarto, ma attendiamo gli esiti delle indagini. Certo è che se fosse confermata questa terribile vicenda sarebbe un fatto gravissimo mai accaduto nel nostro territorio.